Un caro saluto a tutti voi cari fratelli e sorelle in prossimità della Santa Pasqua. Desidero rivolgere a tutti voi un pensiero e un augurio. Come anche gli altri anni abbiamo registrato, la Pasqua è un grande evento di gioia e di luce che viene a noi in momenti che non sempre sono di luce e di gioia. Gli anni scorsi abbiamo vissuto il dramma della pandemia, con tante persone colpite. Grazie al cielo sembra che questa sia alle spalle, e tuttavia non mancano, come ben conosciamo, motivi di preoccupazione, parole di violenza o di guerra che rischiano davvero di turbare quella pace che tutti desideriamo e incamminarci per vie di violenza o di guerra. Noi ci auguriamo davvero che tutto questo sia soltanto una paura che non si realizza, però non siamo così tranquilli e così pacifici. Proprio per questo abbiamo bisogno di una parola che non può venirci soltanto da qualche persona che dice il suo parere, ma di una parola che viene da Dio stesso. E della parola che viene da Dio anche quest'anno è la parola della risurrezione di Gesù. Gesù ha voluto vivere e condividere con noi il momento tragico della violenza, dell'ingiustizia, della cattiveria e della morte che lui ha subito, come purtroppo tante persone, uomini e donne, vivono ancora oggi. Gesù l'ha vissuto fino in fondo, ha voluto condividere la nostra situazione umana mortale e la sofferenza e i dolori che a volte questa sperimenta. Ma l'ha voluta condividere per dirci che è possibile attraversarla se noi manteniamo la fiducia e la confidenza nel Padre, nella sua promessa fedele. Noi vedremo la luce e la vita, come è stato per Gesù, insieme con Gesù. Mi ha molto colpito in questi giorni, commentando i Vangeli della Settimana Santa, mi ha molto colpito vedere come Gesù porta ai suoi discepoli un annuncio di consolazione, annunciando la sua vittoria sulla morte, ma anche un annuncio di fiducia e di missione, incaricando questi poveri discepoli impauriti e increduli di diventare testimoni e annunciatori della sua vittoria sulla morte. È quello che egli continua a fare anche con noi, dimostrando per certi aspetti una fiducia sorprendente e inattesa, però egli lo fa. E allora accogliamo l'annuncio di profonda consolazione, che è quello che ci viene dalla vittoria di Gesù sulla morte e sul male, in cui egli vuole coinvolgerci, ma accogliamo anche il gesto fiducioso con cui anche oggi a tutti noi, da me che sono vescovo, ai sacerdoti, ma anche a tutti i fedeli battezzati, anche ai più giovani e ai più piccoli, dice: guarda, credi che io sono con te, credi che io porto alla tua esistenza luce e vita. Accogli questo annuncio, vivilo, comunicalo agli altri, attraverso gesti di bontà, attraverso gesti di perdono, attraverso gesti di servizio. Questa è la Pasqua che noi siamo invitati a vivere, e se la viviamo sarà una parola di speranza e di consolazione non solo per noi, non solo per le nostre famiglie e per le nostre parrocchie. Certamente tutto questo è vero, ma sarà una parola di speranza e di consolazione per tutti. Auguro a tutti voi, cari fratelli, di vivere questa speranza e di saperla comunicare nel modo in cui ognuno è in grado di farlo agli altri. Buona Pasqua.